Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La cronaca adesso, un mese di indagini serrate hanno consentito ai carabinieri di individuare il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, il dipendente delle Ferrovie della Calabria, ucciso il 24 giugno scorso a Catanzaro a sparare un 32enne incensurato di Falerno, un insospettabile con una mira molto precisa. L'uomo, secondo gli inquirenti, potrebbe essere un killer a pagamento. Un mese fa a Catanzaro, esattamente il 24 giugno, l'omicidio di Gregorio Mezzatesta, 53 anni, dipendente delle Ferrovie della Calabria. Ecco il luogo dell'agguato. Erano le 8 del mattino. L'uomo venne raggiunto da 5 colpi di pistola nella centralissima via Milano, a pochi passi dal luogo di lavoro. Oggi i militari del nucleo investigativo e del ROS, al termine di serrate indagini che si sono avvalse anche del supporto del reparto crimini violenti, hanno fatto luce su quel delitto, individuando l'assassino. Si tratta di un incensurato, un uomo insospettabile, Marco Gallo, 32 anni, residente a Falerna e originario di Lamezia Terme. Questa mattina alle 9 per lui sono scattate le manette. Per individuare il presunto killer sono state fondamentali le analisi delle immagini delle telecamere che lo hanno seguito su tutto il percorso. L'indagine infatti ha ricostruito gli spostamenti del 32enne da Lamezia a Catanzaro e poi nuovamente a Lamezia dopo il delitto, un vero e proprio pedinamento elettronico. Gallo aveva il porto d'armi, è ritenuto, come dicevamo, un insospettabile e si allenava al poligono di tiro. Questo conferma come il killer in moto, dalla moto, riesce a colpire per 4 volte in testa la vittima, quindi un omicidio efferato. Avevamo fretta di fermare questa persona, di arrestare questa persona, anche perché è stata emessa un'ordinanza del GIP di Catanzaro, non è un fermo, ma avevamo fretta perché essendo un killer con questa precisione, con questa freddezza, noi pensavamo che poteva ripetere ancora questa azione criminosa. Gregorio Mezzatesta era il fratello di Domenico Mezzatesta, l'uomo che nel gennaio del 2013, insieme al figlio Giovanni, uccise in un bar di decollatura Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio. Per quel duplice omicidio i due vennero condannati all'ergastolo, sentenza però successivamente annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione. Altro particolare inquietante: a difendere i due Mezzatesta l'avvocato Francesco Pagliuso, penalista, che venne ucciso la sera del 9 agosto dello scorso anno mentre rientrava a casa a Lamezia Terme. Ma perché Gallo ha ucciso Gregorio Mezzatesta? Secondo gli inquirenti sarebbe un killer ingaggiato per l'omicidio, un delitto che potrebbe essere maturato negli ambienti della criminalità organizzata operante nel territorio compreso tra Catanzaro e Lamezia. Gli accertamenti svolti fino ad oggi sono relativi all'omicidio di Mezzatesta Gregorio. Partiamo dall'aver ricostruito questo omicidio nella sua fase esecutiva. È evidente, come dicevamo prima, che le perquisizioni sono ancora in corso, ci aspettiamo una serie di risposte che riguardano l'attività di questo soggetto insospettabile e per ricostruire e contestualizzare questo omicidio e per tutto quello che ne verrà in seguito.